280 milioni di euro per risarcire i danni e realizzare nuove opere di ripristino nella montagna veneta devastata dalla tempesta Vaia. È pronto per essere inviato al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile il piano 2020 realizzato dal commissario e il presidente della regione Zaia. Altre centinaia di cantieri pronti per il ripristino delle opere viabilistiche, con particolare attenzione alla messa in sicurezza delle sorgenti d'acqua, ha detto Zaia, sottolineando come la priorità assoluta vada soprattutto al risarcimento danni. I 280 milioni di risorse nel piano 2020 vanno a sommarsi ai 468 milioni del piano 2019. Priorità è stata data ai 42 milioni stanziati per il ristoro dei danni ai privati e alle attività produttive, fondi che si sommano ai 25 milioni di euro dell'anno scorso. Per quanto riguarda il ripristino delle strade, 45 milioni di stanziamento complessivo, l'intervento più importante, evidenzia il commissario, è lo svincolo per Cibiana, opera fondamentale in vista delle Olimpiadi, che si punta ad ultimare prima dei Mondiali 2021. C'è poi la questione sorgenti, con l'ammodernamento delle opere acquedottistiche ed uno stanziamento di 15 milioni. Circa 100 milioni sono riservati all'adeguamento delle opere idrauliche in tutto il territorio del Veneto. Altri 5 milioni e mezzo di euro sono destinati alla redazione di progetti esecutivi di opere strategiche, come ad esempio il nuovo ponte sul Piave a Belluno, l'aumento della resilienza dei collegamenti intervallivi come la variante di Alleghe, la galleria Palarossa ed il ponte sul torrente Cismon in località Ponte Oltra nei comuni di Lamone e Sovramonte.